L'influenza può portare complicanze anche gravi, ecco perché la vaccinazione rappresenta un'importante misura di prevenzione per se stessi e per gli altri. È partita la campagna Asugi, considerato che il periodo migliore per vaccinarsi è proprio l'autunno. Abbiamo persone che sono a rischio di gravi complicanze per l'influenza, che sono le persone over 60, le donne in gravidanza, qualsiasi trimestre di gravidanza e soprattutto le persone con patologie croniche. E non dimentichiamo però anche tutte le persone addette a servizi di pubblica utilità, come possono essere in primis il personale sanitario e sociosanitario, ma anche tutte le persone che appartengono alle forze dell'ordine, alle forze armate, insegnanti, tutto l'apparato statale. E chi vuole vaccinarsi può rivolgersi al medico di medicina generale, ai centri vaccinali dell'azienda seguendo la prenotazione attraverso i canali consueti e può anche rivolgersi alle farmacie che hanno aderito all'iniziativa, ricordandosi però che non possono vaccinarsi in farmacia le persone che hanno meno di 18 anni, le persone che hanno avuto nella loro storia sanitaria un episodio di allergia grave e chi non ha mai fatto il vaccino antinfluenzale. Il Dipartimento Specialistico Territoriale della SUGI raccoglie cardiologi, nefrologi, pneumologi e diabetologi, quindi segue i pazienti che sono malati cronici di queste patologie. Ed è su questi, se ci aggiungiamo gli pazienti oncologici o gli ematologici, ma insomma sono questi i pazienti che più beneficiano di un intervento vaccinale, perché per la loro patologia, che spesso per le loro patologie che si presentano insieme e che gravano sulla qualità della vita e sulla prognosi di questi pazienti, in questi pazienti i vaccini permettono di prevenire complicanze, spesso di prevenire ospedalizzazioni e molto spesso anche di prevenire eventi che possono essere anche fatali. Quindi l'importanza di fare il vaccino in queste persone è strategica e per questo abbiamo fatto un'alleanza col Dipartimento di Prevenzione. È importante sottolineare anche il ruolo dell'ambulatorio che mette insieme la prevenzione col Dipartimento e con le cure specialistiche una modalità di accogliere e accompagnare le persone fragili e anche i datori di cura, i caregiver, i familiari verso un percorso e quindi un'attività che previene e permette di vivere anche con maggior tranquillità la fase invernale, quella anche più complessa e complicata per le condizioni di salute. Quindi l'importanza di ribadire non solo le sinergie e le collaborazioni interne all'azienda, ma anche proprio il tema della vaccinazione e prevenzione come primo fattore di salute pubblica.